Facciamo parte della famiglia che da decenni organizza il falò di Sant'Antonio. Noi abbiamo conosciuto questa tradizione, continuiamo a portarla avanti, lo facciamo conoscere ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutte le nostre generazioni. Praticamente cosa è successo? C'è stato in antichità la Chiesa aveva questa terra che poi sicuramente ha dato ai poveri. E una delle nostre famiglie ha ricevuto questo terreno in donazione. Questo è quello che sappiamo noi, poi non si sa mai, comunque è quello che sappiamo dai nostri bisnonni, dai nostri padri. E niente, io conosco questa tradizione da mio nonno perché sono riuscito a conoscerlo. Io sono Ardo, poi la famiglia Uras da suo nonno e dai nostri bisnonni. Continuiamo a portare avanti questa tradizione finché speriamo anche i nostri figli continuino ancora a portarla avanti. Noi facciamo parte di una delle due famiglie che organizzano il falò di Sant'Antonio il 16 di gennaio. E la cosa più bella è vedere tutti i partecipanti, quindi tutti i cittadini, anche la gente di fuori che partecipa, aiuta allo svolgimento e alla costruzione di questo falò. Cerchiamo di coinvolgere tutti i ragazzi giovani, comunque anche gli anziani, a partecipare a queste manifestazioni. Comunque si parla di una tradizione antichissima, si parla di decenni e anche secoli, perché la tradizione nasce da un terreno che veniva ceduto dalla Chiesa e il proprietario era obbligato a fare il falò ogni anno il 16 di gennaio. Diciamo che ci teniamo molto.